Il signor Rioba alle mie spalle è, come dire, un ottimo modo per parlare della Via della Seta. Ovviamente Rioba è un'invenzione locale per un nome più complesso, perché dall'altro lato c'è la scritta Rbarbaro e si sta parlando quindi del rabarbaro, una delle spezie che arrivavano a Venezia attraverso i canali delle cosiddette Vie della Seta. Via della Seta è un nome molto recente, è un'invenzione degli anni 70 dell'Ottocento da parte di un geografo tedesco, von Richthofen, e serviva a indicare tutta quella serie di sentieri terrestri che partivano dal nord della Cina e, passando nei pressi dell'Hindu Kush, arrivavano fino all'Iran e all'Iraq, e poi da lì si diramavano verso i principali porti musulmani per il trasporto e il trasferimento delle merci, per lo più la spezia, ma soprattutto i tessuti. Ora, tra questi tessuti ce n'è uno in particolare che vale la pena di essere segnalato, che è esattamente quello del nome, perché questi sentieri, insieme alle rotte marine che seguivano il percorso dei monsoni lungo le coste dell'Indocina e dell'India, è una merce che era ben nota già ai Romani, anche se i Romani non sapevano esattamente quale fosse la consistenza della seta. Pensavano che fosse una sorta di tessuto che si otteneva pettinando le foglie di un certo tipo di alberi, così dice Virgilio, così dice Plinio. Quindi stiamo parlando di sentieri che erano di percorsi carovanieri, di rotte marinare, che venivano utilizzati da secoli, letteralmente da secoli, con una modalità che è quella completamente diversa da quella che ha permesso il viaggio di Marco Polo, perché prima dei mongoli, cioè prima di Gengis Khan e dei suoi eredi, quindi stiamo parlando degli anni 30 del 200, il commercio nell'Asia continentale e marittima era frazionato. Praticamente ogni gruppo mercantile controllava un pezzo della rotta e questo naturalmente accresceva il prezzo delle merci. Fu Gengis Khan, fu l'impero mongolo a creare un'unica rete di percorsi e quindi fu quello che di fatto permise il passaggio dei Polo nei due viaggi in Cina che essi fecero. Prima di allora, lo ripeto, il mondo occidentale non poteva arrivare all'estremo oriente, doveva affidarsi a commercianti asiatici, i parti all'epoca di Roma, ma poi soprattutto i musulmani per tutto il resto del Medioevo.